Nella sede della Protezione Civile saranno coordinate le operazioni del Bomba Day di Castelfranco Veneto. La zona sarà evacuata, 3.500 le persone interessate, 2 i centri di raccolta aperti dal primo mattino, le scuole medie Giorgione e la galleria dell'ipermercato. La vigilia registra già molte assenze in zona, altri lasceranno casa domani mattina all'alba. È stata una brutta sorpresa questa? Oh, no, variante diciamo in corso d'opera. Dove va? A Jesolo domani mattina, sperando di non trovare nebbia. Era già in programma? Era no, ma a questo punto approfitto così, ecco. Unire l'utile al dilettevole, lasciare casa ma con gli opportuni accorgimenti. Di lasciare i vetri delle finestre chiuse e le imposte e i balconi assolutamente chiusi, quindi le case vanno comunque chiuse. Contro gli eventuali sciacalli c'è l'impegno delle forze dell'ordine. Garantiranno il presidio già da questa sera per tutta la nottata con 3 pattuglie, 2 dell'Arma dei Carabinieri e 1 della Finanza per scoraggiare eventuali malintenzionati. In 150 garantiranno la sicurezza del Bomba Day. Gli artificieri hanno allestito una sorta di bunker. È una struttura in ferro internamente che sostiene queste specie di mattoncini che sono 1 metro cubo di sabbia, e viene lasciata aperta la parte sommitale proprio perché in caso di scoppio l'onda d'urto va verso l'alto e quindi non coinvolge le case attorno. Siamo riusciti a restringerla fortunatamente appunto con quella struttura che vedete alle mie spalle, e questo ci ha consentito di non evacuare strutture sensibili come l'ospedale o la casa di riposo. L'operazione entrerà nel vivo solo dopo il passaggio del volo Londra-Treviso, 9:15 circa. La stazione ferroviaria sarà chiusa già dalla notte. A operazioni concluse, la bomba despolettata non è più un ordigno pericoloso e quindi si può cominciare a rientrare nelle abitazioni.